L'esperienza che abbiamo avuto nel progetto PLA, che si riferisce alla delibera 2007, è stata un'esperienza più che positiva, impegnativa per i numeri, ma positiva soprattutto per il risultato da un punto di vista umano. Abbiamo selezionato 1300 persone, sono state inserite in 220 edizioni di percorsi formativi, però quello che giustamente è bene far emergere è che le persone sono portatrici di una propria storia e quindi vanno valorizzate, vanno ascoltate e vanno soprattutto inserite per la propria esperienza. Mi chiamo Marta Palcagnella e sono un operatore del mercato del lavoro. Ho collaborato con ECIPA per il progetto PLA, per l'inserimento dei soggetti svantaggiati legge 6899. Per noi la persona deve essere centrale perché portatrice di valore in quanto ha una propria storia, un proprio vissuto ed in quanto tale va valorizzato. La mia esperienza è stata molto interessante con ECIPA perché realmente, e non perché sono presenti, mi hanno dato l'opportunità di fare un tirocinio con una promessa di lavoro che hanno mantenuto, e non solo per me ma anche per gli altri partecipanti al corso, e in più hanno aggiunto, direi, un aspetto di carattere umano che in loro è molto presente, oltre alla loro bella professionalità. Sempre tramite il sito è stato comunicato dell'ECIPA, mi sono fatto domanda e sono entrato su una classe di addetti amministrativi sul corso, che anch'io all'epoca ho avuto delle grosse difficoltà a livello personale e mi hanno aiutato a superare quel periodo duro della mia vita. Attualmente lavoro e ho trovato un bel gruppo di persone e questa è stata la mia esperienza. Devo ringraziare la dottoressa Marta e tutte le persone che sono state vicine in questo percorso. Il progetto dedicato alle persone iscritte al collocamento mirato è stato sicuramente complesso e sotto molti aspetti sperimentale, complesso anche per il numero di partner pubblici e privati che sono stati coinvolti. È stato contattato un cospicuo numero di persone e tra i partecipanti è stata iniziata una sperimentazione importante sull'orientamento all'occupabilità che sta proseguendo anche nei progetti successivi. L'occasione offerta dalla Regione Veneto nell'ambito della DGR 2007-2017 è stata un'occasione veramente importante per creare veramente reti di collaborazione tra pubblico e privato. Non si era mai spesa l'opportunità di lavorare fianco a fianco nella presa in carico delle persone e nel reale accompagnamento. È quindi un esperimento da ripetere e da sostenere. Ciao, sono Giorgia e ho aderito al progetto Proactive in quanto provengo da una situazione lavorativa un po' difficile. Grazie al progetto ho trovato un posto dove esprimere al meglio le mie competenze e valorizzare anche i punti di forza.